Va ora in onda Casa Stipancic. E cos'è sta roba? Va bene. Basta che cominci però. Ah, non sei finito ancora? E allora? Eccoci Brian, cosa sei ancora là su quel computer? Vuoi che ti faccio qualcosa di sbecolare così? Ecco solito, sto piccio ora non finisci mai di stupirmi. Nonna, dimmi, ma dov'è il nonno? Ah, cosa so io? È andato fuori ma non mi ha detto dove. Ah, torna presto? Chi può dire? Basta che arrivi in tempo per il pranzo almeno. Non so io, si sarà imbucato in qualche bottega. Boh. Oh, ecco, sarà lui sicuramente. Va sempre fuori senza chiave e dopo mi tocca avvergergli io. Eccoci, bentornato, eh? Sì, grazie che mi hai avverto, sai? Prego, signor Ciano, si figuri. Signor Ciano, oh, ciao Brian, come c'è? Potevo anche immaginare. E cosa hai sciolto che ti sei impignito tutte ste borse, Ciano? Ma un poco di robe, così ero al mercato coperto. Ah, bravo, e mi hai sciolto gli articiocchi che ti avevo chiesto? Sì, ho scelto quelli e anche un po' di fagiolietti che erano in offerta e così, insomma. Ah, bravo. Grazie. E che ti conto? Sai cosa che mi è successo prima? No, cosa? Dimmi. Insomma, ero in corriera che stavo tornando verso casa ed era carico di muleria, coi zaini, una roba. Ah, beh, sì, solito, ma quello sempre a ste ore. Sì, ma guarda, non sono mica tutti che non hanno un poco di quello che si chiama, sai? Ah, no? E perché? Ora, sono restato proprio, ero là sulla corriera in piedi che cercavo di guantarmi per i pali con le borse e in quello, tutto in tuno, un giovinotto che era là mi fa: signore, vuole sentarsi? Ah, sì? Veramente? Sì, una roba che proprio non mi pareva vero. Quasi di non credergli. Che coccolo, Ara. E ti sei sentato? Ma no, sono restato in piedi, non sono mica così vecchio io. Ah, beh, giovinotto lui. Sì, ascolta, ma dopo sai cosa è successo? No, cosa? Che ero là della porta dove che si smonta, no? E un mulo mi ha sbruttato per fraccare il bottone per smontare. Ah, e che modi, Ara? Sì, e mi fa: scusi, smonta questa? E io gli ho detto: no, la prossima. E lui: ma la prossima è questa. E allora io gli ho detto: ma io ho detto che smonto la prossima, non questa? Già finito? E come? Ma mi volevo andare avanti, scusa. Ah, è buona. Ciao, che avrò fatto anche scuole, ma non capisco ste robe.